Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto? Mino, Sì, no, volevo far vedere questa camper gigantesca. l'unico problema è st'acqua. Ma guarda che c'è una fontanella se vuoi più avanti. Dove? Là proprio dove c'è l'entrata, dove c'è la casetta, c'è una fontanella, forse ce n'è un'altra anche qui in giro. Ma l'ha Piuttosto usata? Esce l'acqua. Sì, 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 esce è meglio per la potabile. Qual è? Io non so se... Io l'ho vista là dove c'è la casetta all'entrata. Sì, vai. Ciao. O forse un'altra cosa. No, ma l'avete provate? Sì, ho visto tanta gente con le bottiglie là. Sì? Ah, ok. Niente, scusate. Volevo farvi vedere l'area camper, ma è gigantesca, giganteschissima. Ci saranno centinaia di camper. E vabbè, qui adesso stiamo facendo il carico scarico, anzi abbiamo finito, giusto? E adesso possiamo andare a pagare. E niente, siamo a La Rochelle, come sapete, e ci vediamo fra un po' perché andiamo verso la costa un po' più a nord, sempre la costa atlantica. Hop. E no, quello lì no, in realtà è questo. Sì, non l'avevo neanche acceso in realtà. Aspetta che esco, va bene. Però l'ho impostato qui sul mio cellulare e niente, andiamo a vedere un po' cosa succede. Il vetro è sporchissimo, cavolo. Noi eravamo parcheggiati lì e abbiamo trovato un posto, diciamo, un po' a culo, nel senso che poi alcuni camper sono rimasti fuori ieri sera, noi siamo arrivati sull'ora di pranzo, invece ieri sera era già abbastanza incasinato perché tanta gente è rimasta fuori, anche se qualche buco qua e là c'era. E niente, adesso questo signore mi sa romano ha trovato l'acqua e noi paghiamo un attimino e poi ci incamminiamo verso la mare. Quanti girassoli qua, mi piace che sono altrettanti. Mamma mia, ci sono cespugli, non si vedono di là. Wow, non tanto perché ci sono i cespugli in mezzo, ma c'è una marea. Buongiorno Guido, guarda quanti. La 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 la. Salve. Eccoci, amici buffetti. Buongiorno, devo Buongiorno. sistemarmi i capelli. Mamma, io sono tutta un po' sgaruffata, vabbè, fa niente, quel che l'è. Però ho messo la maglietta del buffetto. Allora, dove siamo? Siamo a Bretignolles-sur-Mer, che si troverebbe più o meno dove, Guido? E dopo La Rochelle, più a nord della Rochelle. Un paio di ore a nord sulla costa. Non so che regione sia. Ecco, non possiamo anche non dirlo che non lo sappiamo, così Però volevo le cose che non dirlo, però. sappiamo che non le diciamo. Secondo me è la Loira, il paese della Loira. Perché qui hanno cambiato un po' le regioni dopo la seconda guerra mondiale e potrebbe essere la Loira atlantica. Comunque siamo sulla costa atlantica, al di là della regione, che interessa fino a un certo Atlantica la cosa. Attacchiamo bene. Allora, qui dentro c'è Les Halles, che è un mercato coperto con un sacco di specialità. Ad esempio, ovviamente subito troviamo le moules, che sono le cozze, e i vari crostacei, Vivier de la Corniche. Qui ci sono un sacco di allevamenti, è una pesca credo abbastanza importante. Quindi qui c'è tantissimo pesce. Adesso noi attraversiamo per voi, nonostante sia una sofferenza per me sentire l'odore del pesce. Comunque vi facciamo vedere le huîtres, 5,80 al chilo. Io credo che non sia caro, però questi sono Normandie, in realtà non sono proprio di qua. Qui abbiamo comprato il pane e 2 brioche fantastiche che veramente
veramente erano buonissime, ma non c'è più praticamente niente. Addirittura qua i granchi li tagliano a metà e li farciscono, mi sembra, o sono fatti così dentro, non lo so. Ci sono anche le lumache, gamberi, gamberetti di ogni tipo. Di qua ancora tantissimo pesce, un po' di soufflé, galette varie. Di qua i formaggi che sono spaziali. Questo è un angolo, invece abbiamo olive e poi diversi banchi, un paio di banchi di frutta e verdura, sembrerebbe locale. Quindi abbiamo visto che c'erano anche delle coltivazioni di meloni lungo la strada e facevano la vendita anche diretta. Guarda che belli che sono. E niente, noi ci siamo comprati 2 brioche fantastiche alla boulangerie che vi abbiamo fatto vedere prima. E niente, questo qui è un po' un mercatino coperto. Tra l'altro, se vuoi puoi fare anche degli aperitivi, Ti prendi da mangiare qua al mercatino e poi te lo ordini da bere alla buvette. Esatto, avevano le ostriche comprate qua dentro, e alla buvette qua dove abbiamo fatto colazione noi, anche se è tarda mattinata. Loro fanno tutti aperitivo a quest'ora, 11:30. Adesso vi faccio vedere, non c'è praticamente o bevande o birre o vino bianco prevalentemente. Oh, e questa è la piccola città, è veramente una piccola cittadina. Noi siamo in un'area camper adiacente a un campeggio. Abbiamo avuto un po' di difficoltà stamattina. Perché Guido? Cosa è successo stamattina? Cosa è successo? No, quando siamo arrivati. Ah, beh, era piena l'area camper. L'area camper era piena. Poi non si aprivano le sbarre, quelli che dovevano uscire non riuscivano a uscire. E la Raffi poi è andato al bureau, c'era una coda infinita del camping con una mega coda. Esatto. E niente, abbiamo aspettato un po', ma poi ci siamo messi in un posto abbastanza carino, il posto dove la piazzola dove ci siamo messi. Ci siamo messi in una piazzola che praticamente è nel campeggio. Che teoricamente quello lì sembrava che non potevamo metterci, ma noi ci siamo messi lo stesso. Sì, nel senso che il signore del bureau mi ha detto di mettermi nella prima fila, che era su praticamente su asfalto, e i posti erano veramente stretti. Facciamo un giro di là intanto. E invece quando siamo entrati, una signora che stava prendendo l'acqua a una fontanella mi ha detto no, mettetevi qua che è più. Ho detto ma si può mettersi qua? Ma sì, è la stessa cosa, ma sicura, perché davvero dove mi aveva detto di mettermi il signore della reception, sinceramente mi sembrava un po' triste, poi assolatissimo, era stretto, però comunque per un paio di notti. Tanto noi ci siamo messi lì, poi vediamo. Comunque c'è da dire che adesso è quasi mezzogiorno, la temperatura è fantastica. Anche stanotte alla Rochelle abbiamo dormito, io ho dormito con la copertina. E vabbè, c'è molto aria di vacanza, ci sono anche questi negozietti così un po' turistici, molto molto carini, con le varie attrezzature da spiaggia. E vabbè, dai, vediamo un po' com'è anche il mare, vi facciamo vedere più tardi. Oh, questo qui sembra quello che ho preso, un po' le cose che ho preso in Germania, con le... guarda qua, che carine, magari qualche souvenir, poi magari verremo a vederlo, amore? Che bello l'orologio col pesciolino, forte. Comunque dai, pensiamo di fare un paio di notti qua, riposarci un po' e godere un po' dell'atmosfera vacanziera, però in effetti è stagione, alta stagione, agosto, c'è un po' di gente. Ops. Sì. Rifacciamo questo pezzettino di strada. E boh, ça va? Abbiamo trovato un acquario. È un gamberetto? Vedi quello trasparente quasi. Ah, piccolissimissimo. Ci sono un sacco di pesciolini. Non so se si vede. Non so quanto si vedrà, ma comunque guardate che belle anche le alghe. Sembrano proprio quelle degli acquari. E l'acqua è trasparentissima. Ma guardate che bello, siamo sempre qui a Bretignolles-sur-Mer.
in una delle spiagge limitrofe, diciamo abbastanza vicine al campeggio. Bisogna fare una pedalata su una ciclabile, ma ce ne sono diverse di spiagge, poi magari domani vedremo altre. Però guardate che bello, perché adesso nel giro di pochissimo il mare sta salendo, cioè c'è proprio, sta salendo il mare tantissimissimo. Ma vi voglio far vedere questi scogli che poi verranno coperti completamente di nuovo dal mare, pieni di lumachine di mare, ostriche, tutte questa specie di barriera corallina, questi corallini qua, cioè è impressionante. Intanto nella pozza prima abbiamo visto un bel granchio, ci sono un sacco di animaletti, pesci, questi si vedono. Ah sì, sono spostati. Sono spaventati. Guarda il gamberetto, piccolissimo. 2, 3, ce ne sono una marea. Guarda che c'è il manico qua, ok. Ce ne sono una marea. Che figata. Belli. La spiaggia, continuiamo a guardarla perché veramente là ci sono un po' di gabbiani, il rumore del mare. Beh, questo è oceano, ragazzi, non è un mare così a caso. E guardate, queste sono tutte ostriche, queste qui, tutte ostriche incastrate qua. Che storia. E poi queste pozze che veramente sembrano degli acquari magnifici, un sacco di colori dei sassi. Bisogna stare anche attenti perché rischi di rimanere incastrato qui, se perdi il momento magico. Ma i colori che ci sono, ragazzi, i colori, i profumi e i rumori di questo meraviglioso mare. Dietro una duna, dietro tutta una duna, al di là della duna c'è il passaggio pedonale, la ciclabile, e poi qui non c'è neanche la strada. È veramente particolare. Arrivo, Anche qua ce ne sono tantissime piccoline. Guarda. Ah sì. Anche questo non so cosa sia. Non so, ne ho viste alcuni. Sì. Mi spiace che il granchione gigante non l'abbiamo ripreso, perché mi hanno lasciato lo zaino dietro, ma visto che il mare sta salendo a una velocità veramente incredibile, ci vorrebbe il time lapse qui. Adesso faccio vedere il musone della Raffi col berreton. C'è molto vento, il sole però è fortissimo, batte fortissimo. Adesso sono circa le 4 e c'è una ragazza che va tranquilla anche coi piedi in acqua, ma io onestamente ho paura di tagliarmi, perché essendoci tutti questi crostacei, queste vongoline, queste cozze, non so i piedi come reagiscono poi. Bisognerebbe avere le scarpette giuste, invece lei è proprio a piedi nudi, guarda che roba. Comunque, al limite si fa. Guido coraggiosissimo, sta andando oltre e boh, la corrente è veramente forte. Infatti sconsigliano di fare il bagno nelle aree non sorvegliate, perché in effetti la corrente è molto forte, molto forte. Voilà.
Buongiorno! Signore? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno! Guardate che se non ci date un po' di visualizzazioni noi si chiude baracche e baracchini, Sì, basta. Perché è una faticata, non sembra una stronzi, e invece è una fatighè, fare tutti questi video, condividerli, montarli prima, condividerli. Vabbè, comunque noi abbiamo ancora qualche Sì, dai, mettete speranza, un mi piace, condividete con i vostri amici, condividete. vi preghiamo. Allora, che siamo qui, anche dei temerari, perché qua non si può neanche fare il bagno. guardate, siamo qui in the middle of nowhere, ok, e abbiamo fatto una ciclabile, un pezzo di una ciclabile nel bosco, quello lì, che costeggia le dune che danno sulla spiaggia. Ora ci sono correnti forti ed è anche pericoloso nuotare, quindi noi sfidiamo la sorte e chiediamo un piccolo mi piace. Ok, allora siamo ancora qui a Bretignolles-sur-Mer. Stamattina siamo andati al mercato, ma forse questo sì, parcheggiati ancora qui, dico, e per un giorno siamo qui ancora per un giorno. Domani mattina riprenderemo il nostro viaggio verso veramente la Bretagna e siamo a una settantina di chilometri da Nantes, che è l'antica capitale della Bretagna, ma adesso appartiene a questa regione della Loira, in realtà. Paesi della Loira. Dei paesi della Loira. Perché che poi comprende... c'è la Loira centrale. Esatto, dove c'è la Valle della Loira, famosa per i castelli, che noi magari sfioreremo, ma al momento non è nei nostri Comunque programmi. potevamo portarla anche qua la bicicletta. Però non ci sono tracchi, non lo so. Vuoi portarla qui? No. E niente, quindi noi adesso abbiamo lasciato la bici in un parcheggio sperando che non ce la fottano come in Toscana, che ci hanno rubato la bici, come sapete, e andiamo a vedere questa spiaggia che dovrebbe essere naturista, ma credo che ci sia poca gente che fa bagni la mattina, così erano tutti in centro. Andiamo un po' a vedere, se è possibile vi facciamo qualche immagine. Chiaramente se ci sono delle persone senza il costume ovviamente non possiamo fare riprese, però lo scenario è molto particolare, perché praticamente una pampas, un deserto praticamente fino a perdita d'occhio, ma giù alla duna c'è il mare, la spiaggia. Chiaramente qui la spiaggia è soggetta alle maree, quindi ieri quando siamo andati in spiaggia, come avete visto, all'inizio c'era la bassa marea e abbiamo letto che raggiungeva la massima, diciamo la piena, l'alta marea alle 19, quindi praticamente ci sono 2 momenti di bassa marea e 2 momenti di alta marea al giorno. Ma quando c'è la bassa marea già quando c'è l'alta marea è pericoloso fare il bagno, e si fa solo in teoria in alcune zone sorvegliate in cui c'è proprio il soccorso, anche perché le correnti sono veramente potenti. Noi abbiamo pucciato, ho dato una pucciata ieri, ma in effetti le onde ti buttano giù, e quindi le persone, sì, un paio di temerari hanno fatto proprio il bagno, ma sempre vicino alla riva, e quindi niente, e quindi siamo qua e vediamo un po' com'è la storia. Yes. Siccome mi sembra che siano tutti vestiti, no, faccio vedere di là, non tutti, quasi tutti, vi faccio vedere la spiaggia, che come l'è, ma che bello, fanno anche il bagno.